Costruttivo sicuramente. Che è tutto male non è vero. Signor Litterio, perché io sono curioso, così ci leviamo subito questo dente, perché se il Natale è stato un disastro, il Capodanno è stato... Peggio. Peggio, appunto. Peggio, signor La Rosa, tornai a casa giorno 28 di dicembre. 28 dicembre dall'Africa, sì. Dall'Africa, tornai a casa, al paese, è stato pesante. Lo so, perché quando poi comincia male, finisce sempre peggio. Signor La Rosa, che l'euro è pesante. L'euro è pesante. Sto Capodanno è stato pesante. Sì. La cucina è stata pesante. Sì? E dopo aver mangiato l'aria diventava pesante. Pesantissima, sì. Una cosa insopportabile. Perché lei dice che mangiando troppo poi può succedere che insomma ci siano delle fughe. Allora ci abbiamo riuniti a casa mia. Ci siamo riuniti. Lei non c'era anche se io l'ho invitato. Non è vero. Lei non è venuto. Non è vero. Io non so passavo con il signor Pippo Ba, venivano i miei. Io l'ho passato con la mia famiglia. Ma mi dice una cosa, lei con il signor Pippo Ba che sono in buoni rapporti. Ottimi rapporti. Ma che cosa mangia, signor Pippo Ba? Sai che mangia molti dolci? Sì. Lui è un grande appassionato di dolci e poi quando comincia a mischiare un po' le cose si sente male. Non è certo, che si mangia i dolci bagnati in d'oro, i mascolini bagnati in d'oro, e poi si sente male, Poi diciamo una cosa, e poi torniamo al suo racconto, torniamo un attimo nella realtà. Noi il 31 sera siamo stati a Gela. A Gela. Salutiamo tutti gli amici, erano 10.000 e anche più che erano in piazza a Gela. Hanno fatto un caloroso abbraccio di una serata di freddo che non se ne potremo più. Quindi grazie agli amici di Gela e non che sono venuti a Gela in piazza per il 31 e grazie agli amici di Capo d'Orlando, dove noi siamo stati il 1° di gennaio con uno spettacolo veramente molto divertente. Mentre i cristiani stoppavano una bottiglia di champagne e tagliavano una fetta di panettone. Noi lavoravamo. Noi travagliamo. È vero. E l'indomani, mentre la gente digeriva la cena e il pranzo del giorno prima, noi altri travagliamo. Anche. E mentre io sono tutti assettati e ridono, noi stiamo lavorando! Giusto! Che minchia ci cambiamo a fare? Ma guardi che noi siamo fortunati perché facciamo un lavoro bellissimo, ci divertiamo e ci pagano pure, diciamo che è una grande gioia per tutti quanti noi. Quindi salutiamo appunto Gela e Capo d'Orlando che ci hanno invitato per il 31 e il 1° gennaio e salutiamo, e poi veramente le lascio fare il suo racconto, i ragazzi e le ragazze della Civita, quartiere straordinario di Padre Catania. Ignazio. Ecco, Padre Ignazio Mirabella ci ha invitato insieme con tanti altri artisti catanesi qualche giorno fa per l'Epifania, il 6 alla Civita. Noi siamo andati, è stata veramente una manifestazione molto bella, il cuore di Catania batte alla Civita, e anche in questo caso dicevamo con Padre Ignazio che gli incontri culturali sono belli, ma poi come si dice alle nostre parti i maccarroni inghia una panza, cioè in questi quartieri bisogna dare le strutture, per esempio una bella palestra per questi ragazzi che avrebbero la possibilità di andare poi a fare un po' di sport. Un bel teatro per questi ragazzi, sì. Ci hanno invitato a noi altri per dimostrare ai ragazzi della Civita che se si impegnano, se stanno educati, se studiano, se sono precisi, ce la possono fare. È vero, ce la possono fare, e hanno portato come esempio il signor La Rosa di quelli che ce l'hanno fatta e come esempio di chi che sono in mezzo alla strada a me. Per questo ci hanno invitato. Non è esattamente così, però funziona, però mi piace. Ci hanno detto ai ragazzi: va bene. Studiate e addiventate come io, non studiate e riducete come io. Quindi ragazzi della Civita, noi torneremo nella chiesa di San Gaetano. È stata una bellissima esperienza, mi piaceva dirlo, quindi saluto Padre Ignazio e anche gli altri artisti che erano con noi, gli altri colleghi, tanti, Marella Ferrera, Mariella Giudice, Pippo Pattarina, Michela Giuffrida, direttore del telegiornale Ileana Rigano, eccetera. Flaminia Belfiore che conduceva. Vabbè, Vincenzo Spampinato, è stata una bella esperienza. Agostino Zumbo. Signor La Rosa, allora, eravamo tutti a casa mia. E io non c'ero perché lei non mi ha invitato. Non diciamo le cose sbagliate. Io, mia moglie, mio cugino Alfio, sua moglie Graziella, sua sorella Teresa e Torinese. Vero, perché la signora è sposata con un torinese. Con uno del Torino. Lo so. Questo stavolta non viene col treno, si chiama Tonino, viene direttamente con la macchina. Va bene. A questo
come dice Gianni Fiorellino, dice, chi mi ha fatto? Niente. Niente. Ma ce l'hai sopra un cavallo. Lo so, succede. A volte ci sono delle persone che non ti hanno fatto niente. E non ci sta bene nulla. È come dire un odio epidermico, ecco, lei lo sa bene che è un odio epidermico, è epidermico. Non lo so che significa, ma mi piace che c'è la parola odio. No, questo l'odio come arrivava? Ma è odio a pelle, epidermico. 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 Che trasuda dai pori. Che trasuda del feto, dei pori. Di quando è arrivato con la macchina, signora Rosa. Ma io, signora mia, guardi, mi è venuta davanti lei. Ma cosa ho fatto di male io? Io non lo so, io che, come dice mia mamma, conducevo il telegiornale una volta, cosa ho fatto di male? A legge, io leggo Sì, me lo facevano leggere. Là ci sono cristianazzi, e quando aprono la bocca dicono la verità. Vabbè. Signora Rosa. Vabbè. Questo tizio che si chiama Tonino che è diventato un mio cugino acquistato perché sua moglie sua moglie Teresa e la sorella di Graziella, che è mia cugina, acquistata magari acquisita. Bravo. Gli abbiamo brevettato un fenomeno, sta cos'è? Non possiamo più fallire, acquisita. Perché lui mi dice qual è la cosa che io sbaglio. Se fa così è all'ultimo, se fa così è prima, se fa così è domenica. Bravo, signor Grazie. Bravo! Lei a chi glielo ha spiegato? A Ninni Panzera, al direttore di Taorminarte. Ti ringrazio, Ninni, per essere qui questa sera, perché Taorminarte, a proposito di cose importanti, facciamo un primo piano. A Ninni è un fiore all'occhiello, no, della cultura e degli spettacoli siciliani nel mondo. La signora accanto è la zia Melania. Guarda che la signora è una nostra fan e stasera, quando è venuta qui, mi ha detto: finalmente sto coronando il mio sogno. E che la vengo a baciare, signora, perché una che realizza un sogno di venire a vedere insieme Salvo La Rosa si merita un masone. Eccola qua. Ci venga a trovare spesso, Ecco, signor La Rosa. Buon lavoro a Taormina, perla dello Ionio. Se tanto mi dà tanto ci devo fare una confidenza anch'io. Tutte le ragazze con la tuta blu mi hanno detto che coloravano un sogno e si meritano un bacio. Tutte le ragazze, ne bacio 2 sole. Sono le ragazze dell'Aspam di Mister Bianco che poi presenteremo. Che vale per tutti. Protagoniste della serie D femminile in prima divisione. Vabbè, però io ho baciato la signora Melania, ho detto bene. Allora, poi dalle ragazze arriverò dopo. Quindi, mi dica, questo suo cugino e questa sua cugina acquisito. Perché lei di ta e to diventano ti. Questa è regola di grammatica. Due cose singolari diventano un plurale. Allora, l'ultima volta che è venuto qua, che significa l'anno scorso, lei se lo ricorda, d'estate, viene d'estate. Avete fatto la scampagnata. Bravo, avete fatto la scampagnata che è venuto col treno, che mi dice ingaggiare, signor Rosa. Me lo ricordo. Questa volta scendevo con la macchina, perché io ero a Torino, a Torino c'hanno le macchine, la fabbrica delle macchine. C'hanno la Fiat, e scendevo con appena arrivavo, prima di salutarmi, piglia e mi fa: ma qua in Terronia, dice, siete sempre i soliti. Che ho pagato l'autostrada, da Genova a Firenze, il mio corpo di neve intronava a casa. Poi ho pagato l'autostrada da Firenze a Roma, ho pagato l'autostrada da Roma a Milano, ma minchia io non ci ho messo. Di solito questo lo mettiamo noi siciliani. Da Napoli in giù non si paga più, perché siete i soliti spreconi qua, in Terronia, Che mica è sto Ma appunto, noi siciliani usiamo come intercalare la parola che lei ha ripetuto più volte e che io non ripeto, mentre loro utilizzano questo ne. E lei che vuole mettere un ne con una... No, certo. Non c'è paragone, ma non c'è paragone. Giusto, ma che sarà mai? Giusto. Vabbè. Comunque. Allora, appena mi fece sto discorso, io che ughieva, ughieva come in fila spinete quando sono messo sopra,
No, ci disse, Tonino, guarda che ti stai sbagliando, perché si paga, però noi facciamo pagare all'arrivo. Il tuo conto è 200 euro. E mi fece dare i primi 200 euro. Ha fatto bene, bravo, quando ci vuole ci vuole, quando ci vuole ci vuole, dobbiamo essere ospitali, perché lei in quel caso è stato ospitale. Ma avevo 13 anni quando ci la prima volta. Dove? Ospitale, mi operai di appendicite. Volevo dire che lei era stato accogliente, ospitale, a braccia aperte. Però quando ci vuole, ha fatto bene, 200 euro. Ancora io ero traumatizzato dal fatto dell'Africa. Sì. E quindi comunque lasciamo perdere. Lasciamo stare. Arriviamo alla notte del famoso Capodanno, abbiamo mangiato pesante. Beh, succede. E mia moglie si scatenava, signor La Rosa. Questi pranzi e queste cene... Ha fatto un pasticcio natalizi sono. Lo fa solo ide dicendo a tutto il pianeta. Si chiama pasticcio Mare Monti. Il nome è carino, insomma, Mare Monti cosa vuol dire? Piglia una teglia tanta e ci metti uno strato di base di lardo, doppio 4 centimetri. Poi sopra lardo ci metti uno strato di 4 centimetri di pasta in bianco, per essere leggero. La pasta in bianco, il lardo però c'è. Tutto colorato rosso col peperoncino. Peperoncino, bello. Poi uno strato di stocco crudo avviato da sopra, uno strato di crema bianca al cioccolato, uno strato di sugo di coniglio selvaggio. Certo, perché il coniglio è la sua morte in quel momento, certo. E alla fine uno strato di ricotta. Anche? Sì. Ma che c'è della ricotta? Signor La Rosa, come non cominciamo a mangiare, ancora noi altri qua ci siamo abituati. Beh, sì. Il torinese. Il torinese. Ha cominciato a baddiare tutto da faccia. Prima tutto sul rosa. Poi del rosa diventava violetto le macchie. Poi bordeaux. Ci ha cominciato a pungiare un musso tanto. Ida, Teresa, sua moglie, Macari. Certo. Mia moglie in quel momento preciso piglia e porta un secondo. Signor La Rosa. Buttavo 12 kg di piano piano, lo dica piano piano. 12 kg di crasta. Articoli bene la bocca. Ha portato 12 kg arrostuti di montante. Di montante? Che è il montante? Della porta? No, di Castagnello. Di Castagnello. 12 kg di Castagnello. Ma cosa le pazzi? Non ci solleveremo mai. Io ho salutato Panzera che fa Taorminarte con artisti internazionali e poi arriviamo noi e facciamo insieme col Castagnello. Ma perché il Castagnello non se lo mangia anche... Se lo mangerà anche lui, ma a casa sua però, non in televisione. Io voglio vedere se Raffaella Carrà dice mi sono mangiato 12 kg di Castagnello. Ma chiede come si mangia 12 kg di Castagnello? E poi fa così con i capelli. Poi abbiamo mangiato 4 stinghi di maiale. Usavo un stinghio. Sì, lo so. Questa parte. Lo so. Con tutto il piede, ripieno, tutte le cose buone. Tanto per essere leggero, insomma. E poi per completare portavo un panettone con fai da sola. Mia moglie. Buono, il panettone è buonissimo. Un torinese ne ragionava più. Andossecazione ci aveva chiamato da testa e dava i numeri. Certo, perché poveretto. Tagliavano due baccuni e vedeva abbonamento di Giovanna Agnelli. Sì, perché i torinesi sono legatissimi. Sono legatissimi. Esatto. Giovanni Agnelli. All'avvocato. Portavo questo panettone dove al posto dell'uva passa c'erano le viniuri e al posto dei canditi anciovi. Sì. Quindi questo era un panettone anomalo. Era un panettone anomalo. Io come portavo tagliai i torinesi, disse Moro, ma gli porto da presso. Sì. Come dice il proverbio antico, cosa dice? Muore Sansone con tutti i figli gay. No! Disse, mo mangio, ma in macchina io non lo so. Italiani. Non lo so com'erano i figli di Sansone e non lo voglio sapere perché ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma muore Sansone con tutti i filistei. Filistei? Sì, così è. La storia dice questo. Filistei? Sì.
Dottore Panzera... Sì, ora lo prendi come esempio, giustamente. Ma perché è un uomo di cultura. Un uomo di cultura. Vabbè, no, avevo sentito male. E invece niente, chi da resistivo, barcollavo un poco, il torinese, però si mantenivo. Poi si pigliava un amaro, l'amaro del paese. Che serve a digerire, l'amaro serve a digerire. E subito dopo pigliami e fare, dice, uè, Annia, Letterio, perché ci facciamo un bel poker. Vabbè, insomma, dopo una buona cena un poker ci sta. Non sapevo manco che cosa era. Ah no? Ci disse di che cosa stiamo parlando. Mi disse un gioco di carte. Giusto, il poker. E mi ha spiegato che si danno 5 carte. 5 carte, è vero. Si danno 5 carte. Sì. Tu ti tagli queste carte. Sì. Te ne puoi canciare se non ti piacciono. Quando ce n'hai 2 stessi è una coppia. Bravo. O dice la stessa parola. 2 sono una coppia, giusto? Una coppia e una coppia su 4 carte. Che cos'è? Siccome carte ne hai 5 ci possono trasere, diventa una doppia coppia, giusto, sì. Se hai 3 carte stesse, diventa un tris. Tris, giusto. Si chiama poker. Se c'hai i carte a scala, dice la stessa parola. È una scala. C'hai una scala. Se c'hai 3 carte uguali e 2 uguali, si chiama... come si chiama? Full. E se hai 4 carte uguali, c'hai poker. Il poker. Oh, vabbè, bravo. Oh. Abbiamo giocato chi soldi veri! E con cosa voleva giocare? Con i soldi falsi, non l'ho capito. 2 euro i 12. Dice, intanto ci vuole la posta. La posta, sì. Io ci disse, oggi è chiusa. Che era vigilia. Ci vuole la posta, non è la posta e telegrafi dove andiamo a pagare i vaglie, dove andiamo me l'ha spiegato dopo. A spedire le lettere. Me l'ha spiegato. La posta, dopo me l'ha spiegato. La posta dice la posta sono i soldi che ci do. 2,50 € all'uno. Mi sembra una posta giusta. Cosa ti pazzi? 2,50 €. Io con 2,50 € ci campo 2 giorni. Va bene, sì. 2,50 €. 2,50 €. Davanti mia. Davanti a Affio. I carte i piccini. Sì. Sparti i carte. Questo è il rumore delle carte che vengono divise. Mi pigli nei 5 carte. Non ce l'hai contata a nudo. Lo so, è la prima volta che lo sento. Sì. Sbidico. Sì. Iasso. La prima carta è un asso. Seconda carta? Iasso. 2. Quindi è una coppia. Buttana da miseria. Che cos'è? 7. Quindi non serve attualmente a niente. Vada avanti. Quarta carta. Iasso. Tris di asi, bello. Il cuore mi batteva. Certo. Forse perché ero vivo, ma non lo so. Spiro a quinta carta. 10. Gattaliai. Ci si cancio carte. Certo. Quindi il tris c'era. Io non da faccia di ghiaccio, signor Sì, Rossi. bravo. Affio non capeva che stava facendo. Sì. Aveva le carte in mano, tagliava mia, mi imitava di tutto quello che facevo io. Sì. Io come dissi cancio carte, io cancio carte. Anche lui, certo. Copione, pappagallo. Che da mia mi fa quante carte? Quante carte? 2. Affio, 2 Macario. Non sapeva niente. Vabbè, però, siccome non sapeva giocare, cercava in qualche modo di affidarsi al cugino. Un torinese piglia 2 euro e via andò a tavolo. Dice, per giocare ci vogliono 2 euro. Sì. E ci stava dando una tambolata. Stai andato a mangiare, che ha mangiato come un porco, ora vuoi 2 euro per giocare. Che sono il padrone di casa. Va bene, però è sempre... Pigliai 2 euro. È sempre un ospite. C'è un ospite, ci pigliai sopra il tavolo come per dire te qua, miserabile. Vabbè. Che non ne scandamo dei 2 euro. Giusto. Questo fu quello che a mia mi disse, questo fu quello che a mia mi disse, dice noi a Torino ci facciamo dei grandi lavoratori. Sì, perché poi quelli del nord sono convinti di essere solo loro i lavoratori. Voi qua cosa fate? Voi qua perdete tempo, leggete il giornale, passeggiate, la gente, tutti i bar sono tutti i giorni pieni. Noi a Torino lavoriamo. Noi a Torino ci dai un pezzo di ferro e un pezzo di lamiera in 448 ti facciamo un'automobile. Io da lei andavo noi a Catania ci dai tua sorella in 448 ti facevi passeggero di quest'automobile. Bravo. Voglio vedere cosa c'hai quest'automobile. Così, anche a Napoli succede questo. Voglio vedere che siamo vicini. Grazie a tua sorella, ma che dice? Comunque, com'è finita? Perché a questo punto il gioco diventa interessante, quindi lei aveva un tris di assi. Esatto. E ha cambiato un 7 2 e un carte. 10, cangiai 2 carte. 2 carte. Signor Rossi, si butta 2 euro. 2 euro ci metti assi. 2 euro ci metti Teresa. 2 euro ce l'aveva messo già io. Mi dà 2 carte. Io mi piglio 2 carte. Sbiduco. Sì. Asso.
Asso. E che su sapeva? E questo c'era, quindi era quello di prima. Pa! Asso. Sempre quello di prima. E che su sapeva? 2. Pa! Asso. Ma che ci svede che a fare le 3 prime carte? Si devono aprire le altre. Come? Le 3 c'erano e sono rimaste. Andiamo avanti. Quarta carta. Tira la quarta carta. Sì. Tanta! Che? Regina. La regina. Che volta, regina Natalia, cucciapo. Non c'è più la regina in Italia da tempo. Allora, Signora Rosa, sì. tira un altro coppo. Pa! Aso! Poker! C'avevo poker! Mamma mia, Poker! Poker! E che devo fare? Parlo io, che ho aperto. Sì. Io non avevo visto su da seccia, però io non Ma che c'entra? Perché? Ma andiamo avanti. Si dice così, aveva aperto il gioco. Perché fa chip. Chip. Chi sa giocare a poker sa di cosa stiamo parlando. Spunta iaffio e fa più più. Ma no. Allora io ti dice coccodè. Sì, la masseria chip, più, coccodè. Ma non stiamo giocando. Ma che gioco è? Ma perché? Ma io perché? Come si chiama questo gioco? Ma io perché? La sera perdo tempo con lei, perché? Mettiamoci più qualcuno con 3.500 euro si deve guadagnare la serata. Ma l'ha detto lei? L'ho detto io perché ormai è assodato. Manco chi si fa? Voi state mangiando, principale, voi state mangiando. Non lo dica troppo forte, vada avanti. Vada avanti. Basta, arrivato a un certo punto. Sì. Questo italiano fa. Nel frattempo mia moglie portava dei stuzzichini. Beh certo, le donne quando gli uomini giocano portano. L'anno scorso portavo 12 fette di canne di cavallo prosciutta. Ma durante una partita di poker ma si portano no. dei dessert, si portano dei... Solo che l'anno scorso io cavo una briscola in 5. Ma io lo stesso, io sono andato a Si porta della pasticceria Mignon. E si porta della pasticceria Mignon. Quando si gioca a carte, scusate, mi rivolgo soprattutto alle signore che adesso giocano ovviamente tra di loro e anche con i mariti, ma molto spesso quando giocano i mariti le signore portano la pasticceria Mignon. È chiaro? Che? Stasera mi stringe la mano. Parliamo abbastanza! No! Ma perché? Cosa dicendo? Che sto dicendo io, scusi? Dove saccate questa pasticceria Mignon? Anche qui di fronte, qui al lato, al bar. Ma no, la mignotteria, una saccata. La pasticceria Mignon sono i pezzi piccolini, anziché comprare i cannoli o i pasticcini grossi, compra i Mignon. No, io ci ho detto non portare più carne di cavallo. Sì. Quest'anno ci fece portare i cadozzi sassiti, già pigliati. E allora? Una raffineria. Sì. Perché tu ti pigli con 2 diti, non c'è più col capo con tutta la mano, con 2 diti e ti calano con 2 da... Sai come si chiama questo? Sai come si chiama questo qua? Come si chiama? Si chiama finger food. Questo qui che lei ha detto, non lo sa neanche, si chiama finger food. Questo che lei ha appena detto. L'abbiamo sul bastardo stasera! Quello che lei... finger food! Si chiama? Allora, scusate, no, scusate. Allora, chi era Mignon? Chi è finger food? Io mi affido... Scusa, mi dice, stavolta mi affido... Scurati telecamere, Stavolta mi affido io all'amico Ninni Panzera che avrà fatto tanti ricevimenti anche a Taormina in Arte per artisti importantissimi utilizzando quello che si usa ora che è il finger food. Finger food, com'è? No. Il finger food sarebbe il cibo a forma di dito piccolo, si mette nelle vaschette piccole. Cannoncette normale. Solo che quel disgraziato del nostro macellaio do paesi ci ha detto che ci mette il pepe, ci mette sano a chicchi. Sì. Perciò a quello non ci piace, tu ti mangi un cicchio quando ti sei dopo, non ti mangi, e poi all'ultimo piglia sputi a pallina del pepe. Solo questo è. Comunque eravate arrivati al poker. Che film fai venerdì? Domani che film fai qua alla BC? Ancora come un uragano? Sì, vabbè, venite a vedere che è un bel film. Una storia d'amore tra due un po' avanti in età, insomma, non più giovanissimi, prego. Questo torinese mi guarda e mi fa a mia. Sì. Mi tagliamo la faccia, poi mi tagliamo i soldi che avevo davanti, perché mi fa online. Online. Ci si croci, porta 4 gocce di olive. Io non mi faccio non fare portare niente. Mi disse tutti i soldi che c'hai davanti. Signora Rosa? Sì. Ma quale posta? Quale posta? O quale telegrafo? Niente. Io ho pigliato a mesata, l'aveva fresca, sì. 41 euro ci aveva davanti. Oh, sì. Avevo poker. Poker, ragazzi, uno che c'ha poker. Poker di assi! Sì. Ci disse, Obbe,
Vabbè. Come vinno poker andando io per non farcelo capire, sì? Perché da faccia di sopra divento risolente, io tu capisci che mi trasivo io. E non sapeva se c'ava a ridere o c'ava a piangere. Va bene. Per non farcelo capire, sì. Cominciai a fare tutte e due cose, sì. Rideva e piangeva, pareva squilibrato preciso. Mischiava le due cose. Un cretino preciso. Sì. Ci piegai tutte e due soldi. Disperato. Si chiama risata isterica. Risata isterica. Risata isterica. Sì. Butta soldi lui. Affio non aveva soldi. Niente. Io tu facevo io, ma che arriva. Non fare vedere. Basta, era un duello tra me e lui. Sì. Mi fa, vedo. Butto le carte in terra. Poker. Chisto? Piglia me ne esce. Che si voleva pigliare i soldi, una scala reale, una scaletta di niente, abbiamo in terra, dice scala reale, i soldi sui me, allunga la mano, ci carra mai in pugno, ce ne sta amico bello uè, certo. Tu che vieni dal continente, sì. Ti pare che qua siamo del papore? Sì, giusto. Non toccare una lira che i soldi mi spettano perché ho vinto io che ho i poker di ass. Bravo. Questo metallere dice no, io ho la scala reale, a scala reale batte i poker. Amico bello uè! Sì. Ci disse se la scala reale batteva i poker, si chiamava scala reale il gioco, no poker! A lei sosteneva che chiamandosi il gioco poker, chi aveva poker vinceva su tutti e invece non è... Vabbè, comunque, vada avanti. Io metaleavo un faccia, perché ho visto che io ero deciso. Sì. Perché mi fa mafioso! Sì. Che tiresse porco! No! E non sapevo che cosa ci dovevo dire in quel momento. Sì. Basta, ci disse questa cosa, io s'aggattavo. Chiediamo scusa. Io mi pigliai i soldi, metaleavo e fare ora ci facciamo... Ma io non so, ora ci facciamo la Teresina. E io parliai a sua moglie. Si chiama Teresa. Sì. Vabbè, ho capito, guardi. Adesso ora chi sta a dice qualche cosa. Ci sei. Tu che dici? Chi sta si alza? Sì. Come sì? Oh, si vede che io sul mio corpo e la parola. Sì, se deve fare. Che si deve fare? Tu un corpo, e stai in saudo, ci stai in corpo, signor La Rosa, stava sbennetteando, a far vedere mia moglie per spartire, ha capito? E così finivo la avventura. Si sieda, signor Litterio Scalisi. Enrico Guarneri.